Ben trovati alla nostra diretta, siete in forma adesso? Immagino di sì, insomma so che molti ci stanno seguendo. Grazie a Rete Veneta che ci tiene informati per quello che accade in Regione Veneto in riferimento alle notizie che riguardano il proseguo dell'economia del coronavirus. Ci mostri i meravigliosi disegni rassicuranti dei meravigliosi bambini e delle notizie riguardo al popolo veneto. Grazie di cuore per la compagnia che continuamente ci date, grazie a voi per... Fantastica l'iniziativa delle attività di fitness. Fino a 3 settimane fa praticavo 3-5 ore in palestra, dalla Zumba a mille altre cose. Io non conosco la pump, però c'è senz'altro. Grazie, ci dice questo signore o signora, non ho la firma. Abbiamo molti delle vostre foto da farvi vedere, molte delle vostri video, tante domande e messaggi da commentare. Iniziamo però dal punto che fa in breve, questa è una sintesi, il governatore Zaia nella giornata di oggi. Avviso già i cittadini che faremo anche dei tamponi on the road, cioè li faremo fuori dai supermercati, al personale dei supermercati e altri, perché più positivi identifichiamo e più ne isoliamo, meno diffusione del virus abbiamo. Per ora questo sistema ci ha premiati, continueremo così. Più positivi si trovano, più se ne isolano e meno si diffonde il virus. Per questo la Regione Veneto intende aumentare l'uso dei tamponi per rilevare la presenza del coronavirus. Con 4.817 test per milione di abitanti, il Veneto è già in proporzione la prima comunità al mondo per numero di tamponi e non intende fermarsi. Importanti novità sono poi in vista per quanto riguarda le mascherine protettive, difficili da trovare, che in questo momento la Regione è costretta a cercare dal Sudafrica alla Cina all'America Latina. Ci stiamo attrezzando per fare in modo di vedere se riusciamo a produrre qualcosa di innovativo da buoni veneti in alternativa a quello che non c'è. Perché questa è la triste verità. Mancano respiratori. Questa notte abbiamo forse trovato una fornitura di respiratori meccanici che salvano la vita in Svizzera. Il coronavirus non si sposta da solo, cammina con le persone. Per questo si continuerà ad uscire di casa solo in caso di necessità e ad evitare qualsiasi assembramento. Una strategia che ha bisogno della collaborazione di tutti e che starebbe già iniziando a dare risultati. Se i veneti continuano così, forse riusciremo fra 3 o 4 giorni a avere dei dati che ci possano anche cominciare a dire se c'è una timida luce in fondo al tunnel. Però è fondamentale non abbassare la guardia. Questo è in assoluto fondamentale, restare in casa, non uscire se non per motivi indifferibili, come dice il decreto. Allora, questo per quanto riguarda appunto, diciamo così, la sintesi di quello che ha detto il governatore, quello che dice, ripete e continua a ripetere naturalmente è state a casa in tutte le forme, lo dice e lo ripete. Desidero avere delle informazioni riguardo alla revisione dell'auto, nel mio caso con scadenza marzo 2020, grazie da San Vendemian. Quella della scadenza delle auto è una ipotesi che circola, e lo si trova scritto anche sui siti, sui giornali, nelle varie bozze che si stanno susseguendo del decreto e a questo proposito il discorso è che bisogna aspettare il decreto. Una volta che il decreto, una delle ipotesi era appunto di farla slittare appositamente, possibilissimo che ci sia questa ipotesi anche poi confermata, però finché non c'è la firma del decreto, tra oggi e domani, più probabile domani e domani sera, non ci sono certezze da questo punto di vista. È una possibilità che sta circolando, quella della revisione. È molto probabile perché ci sono molte persone in questa condizione, ma naturalmente finché non c'è la firma stiamo parlando di ipotesi sempre. Se io ho una persona in affitto e con il nuovo decreto lui non deve più pagarmi l'affitto perché ha bambini e non lavora più, invece lavoro con mezza, prendo la metà dello stipendio, quindi devo pagare il mio mutuo, le mie rate, cosa succede in questa situazione? Grazie. Anche qui deve uscire il decreto, stesso discorso del discorso precedente, però tra le ipotesi del decreto c'è proprio
quella di andare incontro al pagamento dell'affitto in qualche modo e di compensare per via statale, diciamo così, il pagamento dell'affitto non corrisposto con delle detrazioni fiscali. Questa era l'ipotesi che circolava. Se questa ipotesi però, sia chiaro, venga poi messa in campo oppure no, finché non c'è la firma del decreto da parte del Presidente del Consiglio, sicuramente non possiamo andare certo, però questa è una dei dati, una delle ipotesi che ci stanno arrivando più e più volte. Una foto, questa arriva da dove? Da Castelcucco. Sì, buonanotte, se io ve la riesco a tenere aperta, se no non la vedrete mai. Questa è una foto che arriva da Castelcucco, andrà tutto bene. Queste bambine hanno, tecnicamente parlando, si chiama polimateriale, quindi abbiamo delle nubi che sono in ovatta, suppongo, e l'arcobaleno che emerge da queste nubi, quindi anche un effetto tridimensionale, diciamo, ognuno sta aumentando le proprie capacità artistiche e io credo che ne vedremo delle belle prossimamente. Andiamo avanti con, per quanto riguarda la conferenza di oggi, non c'era solamente il governatore Zaia, ma c'erano anche i due assessori più coinvolti, ovvero stiamo parlando dell'assessore alla sanità Lanzarin e di quello alla protezione civile Bottaccini. Scusate, come non detto. Allora, l'altra notizia del giorno che per fortuna uno è positiva e due non riguarda il coronavirus, è quella della liberazione di Tacchetto, di Luca Tacchetto, che era ormai stato rapito da ben 15 mesi, era ancora il 2018, pensate. Luca Tacchetto ha una barba dalla foggia molto islamica, la sua fidanzata Edith Blé porta i capelli con le extension, ma quel che conta è che stanno bene, liberi e anche sereni, ora che sono all'interno della missione delle Nazioni Unite MINUSMA nello stato del Mali, Africa occidentale. Emoziona rivederli vivi e in buone condizioni in un luogo protetto. Luca e Edith erano stati rapiti nel dicembre 2018 in Burkina Faso. Stavano andando in Mali in auto provenienti da Vigonza, comune della cintura urbana di Padova, del quale il padre di Luca, Tacchetto, fu sindaco dal 2007 al 2017. A Vigonza la gioia è immensa, ma non si può manifestare all'esterno. Però alle 15:30 tutte le campane delle 7 frazioni hanno suonato a festa, in un grande momento di gioia, di festeggiamento virtuale naturalmente, attraverso le campane che spero si siano uniti tutti quanti i cittadini di Vigonza all'interno delle proprie case. Mentre la famiglia Tacchetto è inavvicinabile, è un grande sollievo per tutti i vigontini e non solo sapere di poter riabbracciare prossimamente il 28enne Luca, architetto, che era diretto in Mali con Edith per la realizzazione di un centro sanitario per disabili. La notizia del loro ritorno a casa è una luce in questo fosco periodo di brutte notizie. Quindi io dico e cerco di lanciare attraverso Luca può costituire una nostra speranza. Questa sera alle ore 8 su tutti i balconi di tutta Vigonza, di tutto il Veneto, ma di tutta quanta l'Italia, accendiamo una candela e diamo un segno tangibile che siamo tutti insieme. Luca costituisce la nostra speranza per uscire da questo momento difficile. Questo insomma è una notizia positiva, è giusto, viene collegata, insomma, quando arriva una notizia di speranza ormai le leghiamo tutta alla situazione che stiamo vivendo tutti insieme. Allora, buongiorno, sono un cardiopatico e devo andare a lavorare, cosa posso fare per tutelare la mia salute? Grazie. Io non so naturalmente il livello di cardiopatia che ha, prima cosa che ne parli col suo medico e valuti il suo medico se la sua situazione è tale da richiedere delle precauzioni mediche particolari e queste naturalmente credo che in questo periodo vengono valutate con grande attenzione dai medici di base, quindi io fossi lei chiamerei come prima cosa il mio medico da questo punto di vista. Una domanda, avendo un giardino grande
Sono al sicuro se vi passeggio, naturalmente avendo contatti fisici con nessuno, come dire, non dire, beh, praticamente il giardino grande di casa sua sta a casa sua, noi sappiamo una cosa, tra le poche cose che sappiamo attualmente con certezza, la diffusione del virus è uomo-uomo, quindi lei sta da solo nel suo giardino, suppongo recintato e non di passaggio comune, è esattamente, rispetta oltretutto i termini assoluti della legge, cioè lei sta all'interno della sua abitazione, quindi io direi proprio che può farlo assolutamente. Perché non chiudiamo le pizzerie che fanno servizio a domicilio, dato che i lavoratori all'interno non hanno le distanze di sicurezza e poi se ne vanno in giro? Questa è delle pizzerie a domicilio, della consegna, è un argomento che è tornato più e più volte in questi giorni, è stato anche valutato dalle normative, calcolato in vari casi, ma anche per loro come per tutto il resto vale la legge, ovvero i regolamenti che sono stati messi in campo attualmente. Quali sono i regolamenti che sono stati messi in campo attualmente, diciamo così, le regolamentazioni, i protocolli di sicurezza che sono anche stati decisi in collaborazione tra forze sociali, tra associazioni di categoria e governo, sono una serie di protocolli tra cui in poche parole la distanza tra le persone è fondamentale. Come detto più volte Luca Zaia anche nella conferenza stampa di oggi, qualsiasi azienda, e anche quella è un'azienda, che non rispetti le normative, tra cui la vicinanza senza gli strumenti, la mascherina, eccetera, eccetera, non può rimanere aperta. Questo è il fatto, al di là della categoria merceologica, cioè tutto sta a vedere se, al di là di quelle che sono chiuse, e quelle sono chiuse per decreto, se le altre rispettano o meno i dettami, i postulati della sicurezza di questo momento. Ho 2 sorelle a 20 km da casa mia molto ammalate, mi piacerebbe farle visita in casa loro con autocertificazione, le posso andare a trovare anche se sono in un altro comune. Sono molto ammalate, lo scrive lei. L'ultima cosa che dovrebbe fare è andare a trovare 2 sorelle molto ammalate, perché le metterebbe molto a rischio. Ecco, il suo è proprio il caso in cui lei non deve andare dalle sue sorelle. Sentitevi al telefono, tenete duro, vi ritroverete tra un paio di mesi, il tempo di cui ci sarà bisogno, quando è passata la tempesta, perché in questo momento lei, se le 2 sue sorelle sono molto ammalate, rischia pesantemente di fare ulteriormente ammalare le sue sorelle e rischia veramente di mettere in pericolo la loro vita. Quindi assolutamente no, ma proprio no, è proprio il suo il caso principe per cui stiamo tutti fermi. I controlli vengono fatti, vediamo dalla provincia di Belluno cosa dice il questore. Chi dovesse essere sottoposto a un tampone sarà contattato dalla USL, non devono aprire a chiunque si presenti alla porta. Non aprite a chiunque si presenti alla porta, l'appello del questore di Belluno, Lilia Fredella, che richiama l'attenzione sulla possibilità che i malfattori approfittino di questo momento di debolezza e di fragilità per mettere in atto raggiri legati all'emergenza coronavirus. Ma i reati corrono anche sul web. La polizia postale ha scoperto una truffa informatica arrivata via email da una sedicente esperta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fatto di utilizzare il computer è naturale e loro sono stati così attenti che hanno visto che esisteva una formulazione per la quale le persone aprivano un link e da quel link ovviamente si attivavano un virus nei loro computer che gli rubava tutti i dati. Dall'inizio dell'emergenza la Questura di Belluno ha rinforzato il personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico per garantire una risposta ai numerosi quesiti posti dai cittadini. Sicuramente è un momento piuttosto difficile per tutti i cittadini perché forse qualcuno non ha gli strumenti per comprendere esattamente quello che gli si chiede, anche se il messaggio di fondo è molto chiaro, cioè rimaniamo a casa, questo è il messaggio di fondo. Poi chi ha bisogno di supporto, di sostegno, di chiarimenti, noi abbiamo cercato di essere vicini e i nostri centralini sono stati piuttosto bollenti. Ma
Massimo l'impegno di tutte le specialità della polizia per verificare il rispetto delle disposizioni emanate dal governo. Dallo scorso 8 marzo sono state controllate 1078 persone, 17 le denunce per violazione dei decreti dell'8 e 9 marzo, 2 le denunce per false attestazioni. I controlli hanno riguardato più di 2700 esercizi commerciali e le violazioni accertate a carico dei titolari sono state complessivamente 6. Nella maggioranza, direi nella quasi totalità delle persone che abbiamo incontrato in movimento erano assolutamente legittimate a fare gli spostamenti che dovevano fare. Poi certo qualcuno forse non ha inteso correttamente, per cui se era possibile essergli di conforto e d'aiuto nel comprendere meglio la strada, come ha detto il capo della polizia, a rigore ma con umanità, li abbiamo fatti. In alcuni casi abbiamo dovuto procedere a delle denunce. Insomma, queste sono anche delle situazioni che si vanno creando estremamente complicate e che sono oltretutto molto spiacevoli tra i vari andrà tutto bene, questo arriva da Amina, c'è da dire che certo andrà tutto bene, ma dobbiamo fare molta attenzione a 1000 eventi, perché come se non bastasse la natura, e stiamo parlando del virus, ovviamente nei periodi di guerra ci sono sempre gli sciacalli, dopo i terremoti ci sono gli sciacalli, questo è come se fosse un terremoto in tutta la nostra nazione e gli sciacalli sono assolutamente in azione. Invece Amina ci dice quello che appunto disegnato al pennello, dipinto col pennello, andrà tutto bene e lei resta a casa. Ho trovato ieri in una cassetta postale una ricevuta di giacenza di una raccomandata. Posso andare in posta, chiede questo telespettatore o telespettatrice. Questo è un punto abbastanza controverso perché un po' tutti diciamo di non andare in luoghi affollati per qualche motivo, invece le raccomandate, la macchina burocratica continua imperterrita. Probabilmente questo è un punto su cui dovranno intervenire le autorità in qualche modo, perché uscire comunque ed esporsi al rischio per andare in un ufficio postale per darti una raccomandata che ti hanno messo la giacenza sta accadendo a molte persone, e molte persone non se la sentono di andare in un ufficio postale per andare a ritirare una raccomandata qualsiasi fonte, da qualsiasi fonte provenga. Quindi è una domanda: posso andare a ritirare la raccomandata? Conviene che lei vada? Io stesso non saprei cosa fare. Le dico, io ho una raccomandata da ritirare, personalmente non vado a ritirarla in questo momento, perché trovo veramente stupido dover andare a ritirare una raccomandata che non mi hanno lasciato, non si sono fatti firmare dal vicino o cose del genere, e uno deve andare a rischiare ulteriormente di veicolare contagio in giro per andare della raccomandata. Però questa è una mia scelta che non è coperta dalla legge in questo momento. Buongiorno, volevo... Sì, perfetto. Intanto vi dico che stanno anche per arrivare i dati della regione. Appena abbiamo i dati nuovi ve li diamo, perché sono importanti vedere come sta andando la situazione. Volevo avere gentilmente, dice un telespettatore, un'informazione. Io lavoro in albergo con un contratto indeterminato, ma il titolare non è deciso se mettermi in cassa integrazione. Come posso fare? Qui allora... le casse integrazioni in molti casi possono partire se ci sono decreti specifici che in base al determinato decreto, appunto questi si possono muovere degli ammortizzatori sociali o meno. Quindi tutto questo è piuttosto complicato dal punto di vista normativo. Aspettiamo i decreti. E con calma, scusate, sto guardando i dati che stanno arrivando, però volevo controllare di darvi quelli aggiornati e non quelli sbagliati. Esatto, questi sono i dati corretti, quindi li vediamo assieme per la prima volta. Devo chiudere questa scheda e anche questa. Nel frattempo io vi manderei
un servizio, così riesco a prepararveli bene. Andiamo al Pertini, il quartiere Pertini di Mestre, e come sta vivendo il quartiere, particolarmente riguardo le persone anziane. Gli anziani sono estremamente in difficoltà in questi momenti. La paura è quella che prevale e poi c'è la solitudine, perché molti sono anziani soli e noi come comitato del quartiere cerchiamo in qualche maniera di alleviare questa solitudine portando loro dei libri, delle riviste, ci mettiamo a disposizione per se ci sono necessità, ma la situazione comunque anche nel nostro quartiere è veramente grave. Le disposizioni le rispettano, ma questo momento è particolarmente difficile per le persone anziane i cui familiari magari vivono altrove e lontano. È la fotografia scattata dal presidente del comitato di quartiere Pertini a Mestre, Giorgio Rocelli. Cerchiamo di sopperire alla loro solitudine, come dire, o portandogli qualche libro davanti alla porta, oppure rimanendo anche il telefono. È una cosa abbastanza faticosa, però lo facciamo ben volentieri. Gli anziani hanno bisogno di stare in contatto con qualcuno, non vogliono sentirsi soli. Rocelli evidenzia poi un altro aspetto. Siamo quasi 5.000 persone e insomma facciamo di tutto per rispettare le disposizioni. Abbiamo alcuni ragazzini che purtroppo cercano di stare assieme. Eccoci qua, allora come detto appena riuscivo a tirarli fuori, ecco i dati, la Regione Veneto ormai appunto è vicina ai 2000 dati per quanto riguarda il totale delle persone risultate positive al tampone del coronavirus, sono 57 e in più rispetto a questa mattina. Li vedete, ci sono alcuni zero, il fatto che ci siano alcuni zero è senz'altro una cosa positiva. Il famoso cluster di Vo è fermo da un paio di giorni, abbiamo visto che è fermo Belluno, è fermo Rovigo, che non sono sicuramente i posti principali per quanto riguarda il dove vengono trattati i casi, cosa che invece è naturalmente Padova o Treviso, o Venezia, Verona, Vicenza, insomma gli ospedali principali, perché come sapete si centralizza tutto lì. Quindi questo è un dato che ad occhio non è un dato grave rispetto a quello che per esempio abbiamo visto in questa mattina. Diciamo è un dato di aumento che non è travolgente, aumento e la situazione resta sempre grave. Andiamo a vedere però la parte che riguarda i ricoveri ospedalieri, che è una parte molto importante, come vedete molto complessa, ma a noi interessa l'ultima riga per poter vedere. Allora, i ricoveri ospedalieri sono effettivamente, stiamo guardando partendo dalla sinistra a destra, 596, sono 229 in più i ricoveri ospedalieri, quindi sono sicuramente tanti in una giornata. In mezza giornata. Per quanto riguarda invece i posti in terapia intensiva, ne sono stati occupati altri 6, sono 125, continua l'aumento, però ci sono anche in totale dal punto di vista dei ricoveri 118 persone che sono state dimesse. Anche qui io non ho le competenze scientifiche per dirvi come sta andando la curva da questo momento. Lo vediamo ancora che i dati sono sicuramente seri, non sembra partire in questo momento con un'accelerazione incontrollata, almeno nella giornata di oggi, ma questo un giorno sappiamo tutti che non vuol dire nulla. La sanità è notevolmente sotto pressione con dati del genere, comunque a prescindere. Abbiamo rispetto al dato pesante sicuramente che rispetto alla mattina di oggi abbiamo ulteriori 5 persone, quindi 10 persone nel giro di 24 ore sono decedute, erano 50 ieri più o meno a quest'ora e sono diventate 60 persone, e questo è sicuramente un dato che porta in tutti noi grande tristezza nelle famiglie, nelle comunità, e anche per la difficoltà di stare poi vicino alle persone che hanno subito questa perdita, per i
gravi motivi di sicurezza sanitaria, sappiamo bene che molte di queste persone muoiono senza l'affetto vicino e anche le stesse esequie, insomma, vivono di una diversa cerimonia, diversa modalità di fruizione, non sono certamente dei momenti di comunità e tutto questo non ci vogliamo ricordare, insomma quelle 60 persone per noi tutti non sono assolutamente solo dei numeri, anzi tutt'altro, che non sono ben al di là dei numeri. Riesco a mettervi almeno una foto di speranza in questo momento, sì, devo assolutamente, voglio vedere questa per esempio, sono Diana e Stella di Borso. Sono Giulia da Borso del Grappa, vi giro il disegno delle mie bimbe, Diana di 4 anni e Stella di 2 anni. Grazie, andrà tutto bene. Non sta andando proprio tutto bene adesso, ma sappiamo che andrà tutto bene grazie al nostro comportamento. Il futuro, che ancora non riusciamo a vedere con grande chiarezza, ci dice che sicuramente andrà tutto bene. Allora, andiamo avanti con le vostre indicazioni che ci dicono possono continuare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento in cui deve andare a abitare alla fine di aprile. Beh, se lei non abita nell'appartamento, i lavoratori stanno svolgendo un lavoro, questo lavoro in effetti non appare bloccato e i lavoratori hanno tutte le accortezze diciamo imposte dalla legge del caso, io credo che possano continuare a fare i lavori. È un lavoro, l'appartamento non è abitato, staranno a distanza tra di loro e staranno a distanza anche dagli altri inquilini, suppongo. Quindi dipende anche molto dai lavoratori, come se la sentono, come riescono appunto a proseguire il loro lavoro, se sono in grado, se stanno bene. Insomma, ci sono tanti se, la legge non lo proibisce specificamente. Quindi queste sono alcune delle vostre indicazioni importanti, naturalmente che ci date, squarci di vita, di domande, di dubbi, di vita che è stata interrotta un po' per tutti i lavori della ristrutturazione dell'appartamento dove vive una famiglia, e in alcuni casi cerimonie, in altri casi le lauree, insomma veramente tante cose, anche semplicemente un ciclo di cure a cui si era sottoposti che magari slittano perché l'urgenza c'è ma non a tal punto da rischiare ancora di più per la vita, insomma questo è quanto. Noi adesso andiamo a vedere un appello dell'Avis, in questo caso di Venezia, prima abbiamo sentito quello di Vicenza, insomma il punto con i donatori del sangue è un punto estremamente importante per tutti noi. La raccolta nella provincia di Venezia nelle ultime 4 settimane è stata molto sofferente. Possiamo considerare di aver perso ogni settimana almeno 200 unità di sangue, che se le riproporzioniamo nel mese diventano 800 sacche al mese di sangue in meno che abbiamo potuto dare ai nostri ammalati. Adesso diventa importante tornare ai centri trasfusionali, tornare a donare in tutta sicurezza. Nonostante i dati poco confortanti delle ultime settimane nella provincia di Venezia, dopo l'accorato appello del presidente Zaia nei giorni scorsi a non smettere di donare il sangue, c'è stato un cambiamento di rotta. Finalmente le donazioni ai centri trasfusionali stanno riprendendo. In questo momento è importante poter gestire la situazione spalmandola durante le settimane e durante i prossimi mesi. Vi preghiamo quindi di chiamare oppure di prenotarvi attraverso il sito di Avis Provinciale. Vi ricordo la www.prenotaladonazione.it, che è il luogo dove ci si può prenotare, oppure telefonando a Avis Provinciale. Questo per poter arrivare scaglionati e non creare assembramenti. I donatori sono una figura importantissima in questo momento. Aiutiamo i centri trasfusionali, i dottori e le infermiere
di questi centri a poter lavorare nel modo corretto e secondo le norme. I centri trasfusionali sono luoghi protetti. Per poterlo essere bisogna seguire determinati comportamenti. Vi chiediamo quindi di avere pazienza e di operare come vi viene consigliato. Allora, rivediamo assieme, perché naturalmente sono dati importanti, sono quelli che sono stati esposti dalla Regione, si riferiscono alla giornata di oggi alle 17, e sono le variazioni rispetto alle 8:30 di questa mattina. Noi le facciamo uno per uno, a questo punto, così li vedete uno per uno. Sono in totale 1994, sono 57 persone in più rispetto alle 8:30 di questa mattina. Erano state molti i casi positivi che erano arrivati in mattinata, attorno ai 250, a cui si aggiungono questi, quindi rispetto a questa mattina l'aggiornamento è molto più lieve. Come sono divisi dal punto di vista geografico, vediamo che come sempre è Padova ad avere un ruolo di hub notevole, a 538 casi in totale. Stiamo parlando di, questa è la tabella generale che indica tutti quelli positivi, anche quelli che sono asintomatici magari, oppure che sono sintomatici che sono a casa, quindi non stiamo parlando degli ospedalizzati. Il cluster di Vo resta fermo da oltre 48 ore, restano 82 persone, e questa non è solo una buona ma un'ottima notizia. Treviso, Venezia e Verona hanno casi in più, soprattutto Vicenza ha casi in più, stiamo parlando naturalmente divisioni proprio provinciali: 220 Vicenza, 281 Verona, 296 Venezia, 392 Treviso, Belluno, ne 78 e Rovigo ne 27, e qui come vedete ci sono due belli 0 al lato, e quindi anche qui non sono aumentati. Non sappiamo, lo stava dicendo lo stesso presidente Zaia a mezzogiorno e mezza, ci sono dei deboli barlumi che non sappiamo se siano un'avvisaglia di qualcosa di positivo, però li dobbiamo registrare. Insomma, in alcuni casi non c'è un aumento che abbiamo visto negli scorsi giorni. E poi ci sono i casi particolari, le assegnazioni in corso e così via. Diamo un'occhiata generale invece a quelle che sono le divisioni per ULS, che ovviamente non vi possiamo leggere una per una, perché come vedete io ve li lascio, intanto così ognuno può avvicinarsi al televisore, vedo se riesco ad allargarvelo un pochino, soprattutto per le nonne, e spostarvelo un pochino più al centro, e quelli che non vedete sotto poi faccio scorrere io. Se voi vi avvicinate, naturalmente ricordatevi per leggerlo come dovete fare. Avete quelli che a sinistra sono i pazienti semplicemente ricoverati in ospedale, non sono in area critica, sono ricoverati, sono di solito insomma nel reparto infettivi, e come vedete a seconda degli ospedali sono o tantissimi o qualcuno, e vedete sono quelli che soprattutto sono aumentati nella giornata di oggi, tanti. La colonna centrale, quelli che sono i pazienti in terapia intensiva, ci racconta invece dei pazienti che sono in dei letti di ospedale, spesso intubati in gravi condizioni, e per cui si sta lottando ovviamente per salvare loro la vita, e quindi questa è una cosa essenziale. La parte che vedete subito a destra è quanti ce ne sono in più per ogni singolo reparto. Ci sono per fortuna anche una colonna dei dimessi, purtroppo come vedete l'estrema destra è la colonna dei decessi. Qui arriviamo fino alla ULS 4, io adesso vi porto dalla ULS 4 fino in fondo, mentre voi vi guardate direttamente le vostre ULS di riferimento, la 7 e la 8, dove ci sono, vediamo, un più 17 all'ospedale di Asiago, però 0 in terapia intensiva, ospedale di Vicenza 15 in terapia intensiva. Lo vedete voi, mentre io vi ricommento invece il dato totale, che dice che sono 596 le persone in totale ospedalizzate in Veneto, tutte le ULS venete. Sono ben 229 in più che sono state ospedalizzate solo nella giornata di oggi, intendo da stamattina alle 8:30 fino al calcolo fatto alle 17:30, che è quello che è appena arrivato. 125 persone sono in terapia intensiva, l'ultima riga in basso che vedete, centrale, quello è il numero
più preoccupante di tutti, sono 6 persone in più, tante, sono sempre tante, poche non mi posso permettere di dirlo, 125 persone sono una cifra notevole, pesano molto, mettono sotto stress l'intera regione, probabilmente se si tiene botta, se si è molto attenti, soprattutto questo weekend, non si esce, non si va a fare non si fa niente, si sta in casa, si tende a tenere basso quel 125 e questo è quello che salva tutti, quel 125, non farlo salire di molto, farlo salire poco, farlo salire molto lentamente è il gioco importante per vincere questa partita con meno danni possibili. C'è un 118 che vedete vuol dire che ci sono persone che vengono dimesse, l'ultimo qui lo ricordo, 60 persone, sono le 60 persone in basso a destra che hanno perduto la vita a causa del coronavirus o come concausa del coronavirus, come sappiamo molte anziane, non tutte, sono 5 persone in più rispetto a questa mattina. Questo è il quadro che vi abbiamo dato generale dei dati che sono arrivati dalla azienda Zero, quindi la fonte, lo ricordiamo, come sempre ve lo faccio vedere qui in alto, è la Regione Veneto. Questi dati poi confluiranno naturalmente nei dati del quadro nazionale, sarà utile anche vedere almeno alcuni dati indicativi delle regioni a noi vicine, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia in particolare, per avere un quadro generale della questione. Allora permettetemi a questo punto di farvi vedere un servizio tra i tanti che appunto vi possiamo fare vedere. Un Vox Populi secondo me può essere utile da Vicenza, un Vox Populi sulla quarantena, su quello insomma che vuol dire questo difficile periodo. Come vive questa quarantena? Da un po' di ansia. Ma come sei organizzata? Ma io vivo da sola e cerco di fare 4 passi. Io non mi faccio grandi problemi, mi dispiace per una situazione incredibile, surreale, che dire. Sei organizzato in qualche modo? Certo, resto a casa. Come sei organizzata? Vado a fare la spesa, poi torno a casa e siccome sono un'insegnante preparo le mie lezioni, insegno ai ragazzi dal computer, basta. Un bel disagio proprio, comunque il pane sono riuscito a prenderlo e quindi ho soddisfatto un'esigenza di famiglia perché mi era stato ordinato. Non eravamo certo preparati che fosse una cosa così grave. Io so che mi avete intervistato, non so se siete stati voi, ma comunque all'inizio 2 o 3 settimane fa, quando era solo in Cina e che io ho fatto anche un po' la gradassa, ho detto, ma insomma non si può mica nascondersi sotto una campana di vetro, invece cara mia, eccoci qua. Come sei organizzata per la vita di tutti i giorni? Beh, più che altro io vivo da sola, devo uscire magari solo per prendermi il pane o il giornale o qualcosa e sto in centro e sto qua. Per me, penso che anche per le persone di una certa età non sia poi neanche tanto difficile, forse lo è per i giovani magari, che come vivono la cosa come un obbligo, se riuscissero a viverla così come una responsabilità, cosa che invece è appannaggio degli anziani, forse sarebbe diverso. Sì, mi rendo conto che non è una bella situazione, è ovvio, però personalmente a me non... Io sto bene, insomma, ecco. Dopo se vogliamo fare un discorso più generale, eccetera, eccetera, allora... No, io la vivo, cerco di tenermi salda. Speriamo che la rimedino e soprattutto che l'Europa e tutto il mondo capisca che comunque sia non si fa così. Però, che dire, in bocca al lupo a tutti. Abbiamo 2 dati importanti da darvi a livello nazionale, sono quelli della protezione civile, così abbiamo un quadro nazionale. In questo momento i malati sono 17.750 in Italia, sono 2.795 in più rispetto a ieri. Vedete, insomma, siamo in fase ancora decisamente crescente, stiamo parlando naturalmente il numero complessivo dei contagiati, che poi è quello che fa un po' il numero generale, quello che viene preso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha superato i 20.000, siamo a 21.000
157. È vero che tra questi sono presenti anche i malati e purtroppo anche i decessi. Quindi questo primo dato a livello nazionale. Secondo dato a livello nazionale, quanti sono le vittime in totale? In Italia ne abbiamo avute 175 in più oggi, 175 vittime in più. Ieri erano stati 250. Non sappiamo, troppo presto per dare un dato generale, bisogna vedere cosa succede. Registriamo, ieri erano stati 250, oggi sono 175. Il totale delle vittime attualmente, molto serio, 1441, però dobbiamo sempre, mi dispiace parlare di numeri quando parliamo di statistiche, però questi sono persone e famiglie che stanno soffrendo veramente. L'ultimo dato importante: quanti sono i malati in terapia intensiva? Sono in questo momento 1518 in Italia, molti, ricordiamo che sono 5.000-5.500 i posti in Italia di terapia intensiva, stanno correndo tutti per aumentare, in qualche modo qualcuno è già aumentato, sono 190 più rispetto alla giornata di ieri. Non so darvi ovviamente indicazioni, sarebbe stupido e imprudente da parte mia dare qualsiasi indicazione di curva, abbiamo dato solamente dati, sentiamo magari più tardi se c'è qualche commento di esperti di vertice, ma dubito che qualcuno lascerà la prudenza. Alcune delle vostre domande, tanto per continuare: buongiorno, vorrei sapere se i finanziamenti personali bancari si possono sospendere per 6 mesi. La risposta è non lo so, sicuramente nel decreto ci sarà, è sicuro, una parte che riguardano i mutui. I mutui, si è sempre parlato di prima casa, non so se ci saranno delle sorprese e anche altre cose, in particolare per quanto riguarda i mutui personali, di questo ancora io non avevo sentito parlare tra le 1000 ipotesi che stanno circolando sul decreto, quindi la risposta è ovviamente finora non ne ho sentito parlare neanche in bozza. Ovviamente la risposta non lo so, attendiamo il decreto che probabilmente uscirà domani. Posso aggiungere invece, e qui posso essere smentito, dubito. Ci viene chiesto di stare a casa, di non stare a contatto con nessuno, ma ancora ci sono uffici aperti. Lavoro in un call center, inbound, siamo in media dalle 30 alle 50 persone in sala, non siamo considerati un punto di aggregazione. Allora, leggendo così com'è la cosa, 30-50 persone in sala sono sicuramente un punto d'aggregazione, però un call center è anche, probabilmente voi tenete in piedi magari servizi importanti che riguardano la comunicazione, è forse uno dei servizi importanti di comunicazione che c'è. L'importante in qualsiasi caso è che comunque anche all'interno di un call center vengano rispettate tutte le norme che trovate un po' su tutti i siti che sono state messe in campo dal governo dopo l'incontro tra parti sociali e associazioni di categoria ieri a Palazzo Chigi. Quindi vale sempre, se non si rispettano le norme, allora in questo caso, anche in questo caso, qualsiasi cosa, anche se lecita come categoria, non può rimanere aperta, lo diceva, lo ribadiamo sempre, il governatore Zaia. Vi leggo ancora una delle, intanto controllo l'orario perché tra poco invece partono i telegiornali, allora vi leggo un paio di vostre osservazioni, perché tra poco partono i telegiornali di Bassano, poi c'è il telegiornale di Vicenza, si va a seguire fino a Focus con Luigi Bacialli, dove ci sarà anche l'intervista con il governatore Luca Zaia. So che tante aziende ancora oggi non riescono a fornire il materiale corretto per la sicurezza dei dipendenti, probabilmente la verità è quella che è difficile reperirlo, ma ci sono i corrieri che stanno lavorando senza sicurezza. Facciamo chiudere oltre 200 dipendenti che lavorano e sono a contatto. Un altro problema in cui insomma ci deve essere la vigilanza, abbiamo visto che ci sono vigilanze da questo punto di vista e sono vigilanze anche stringenti.
Buonasera, mio marito dimesso mercoledì dalla chirurgia, operato per un problema all'intestino, lunedì doveva essere sottoposto a visita chirurgica di controllo e rimozione dei punti. Ieri pomeriggio l'ALS ha disdetto l'appuntamento, cosa dobbiamo fare? Lasciate lo sbando, è pazzesco. Ecco, non so se questo è un intervento che può essere rimandato così facilmente. Insista, chieda sicuramente alla ULSS nuovamente, chieda a Lumi perché se non ci sono pericoli per suo marito oppure meno. Mi permetto di consigliarle di insistere, di farsi spiegare molto bene, di farsi passare qualcuno molto responsabile, magari chi ha operato. Allora, noi adesso andiamo verso la chiusura di questa parte, continuiamo naturalmente subito dopo i telegiornali regionali, ricordiamo i telegiornali delle redazioni locali, poi ci sarà il telegiornale regionale, il nostro Focus TG e naturalmente tutte le altre indicazioni. Vi lascio per adesso con una foto, una delle tante che ci avete mandato, vediamo qua, eccolo qua, diciamo un po' come copertina di questa parte pomeridiana. Il tutto andrà bene, arriva da Benedetta e Anto e Carolina. E questo è l'augurio che naturalmente faccio a tutti voi. Ora le edizioni delle nostre redazioni locali.